Amici, buongiorno, bentornati allo Scrigno del Calcio. Allora, in questo fine settimana andremo a scoprire chi sarà la quarta promossa dalla Serie C alla Serie B dopo Vicenza, Arezzo e Benevento tramite la finale dei playoff di Serie C. Oggi, come sapete, la Serie C è unica, un tempo c'erano C1 e C2 e allora mi sono detto, visto che questa fine settimana non c'è altro tra la fine del campionato, la fine della Serie B, in attesa dell'inizio dei mondiali, perché non utilizzare la rubrica La partita della settimana per parlare una volta di Serie C, visto che c'è una delle partite più importanti della stagione, appunto della terza serie, ovvero la finale dei playoff che assegna l'ultimo biglietto valido per la Serie B. E vi ho portato le finali di C1 e C2, i verdetti dei 5 spareggi promozione della stagione 99-2000. Una qualsiasi, tanto per parlarne. È la metà di giugno del 2000, in corso ci sono già gli europei di Belgio e Olanda, ma uno spazietto per i playoff della Serie C ovviamente in Italia si trova. Partiamo dalla Serie C1, dal girone A, dove c'è una partita di cui io vi ho parlato quando ho parlato della storia del Brescello, che fine ha fatto il Brescello, lo trovate nella playlist delle squadre fatta ormai diverso tempo fa. Si gioca allo stadio Bentegodi di Verona tra le due outsider di quei playoff. Playoff ovviamente non sono allargati come oggi, la prima andava in Serie B o in C1 se era C2 e le 4 successive, quindi dalla seconda alla quinta, andavano ai playoff. Le grandi favorite erano Pisa e Varese, che invece vengono eliminate da Brescello e Cittadella, che si trovano incredibilmente a giocare lo spareggio. Lo stadio Bentegodi di Verona con 40.000 posti a sedere, gli spettatori sono neanche 5.000. La partita finisce 1-1, è una partita incredibile, perché al 85esimo va in vantaggio il Brescello con Max Vieri, il fratello di Cristian Vieri, ma nei minuti di recupero pareggia il Cittadella con Mazzoleni, gol assurdo, calcio d'angolo, un rimpallo, il pallone finisce in rete. Il Cittadella, in virtù del miglior piazzamento in campionato, conquista la sua prima storica promozione in Serie B. Nel girone B si consuma uno dei drammi o delle apoteosi più grandi che la storia del calcio possa ricordare, ovvero lo spareggio che si gioca al Curi di Perugia tra Ancona ed Ascoli. Intanto è un derby, per chi non lo sapesse, tra i più sentiti d'Italia, un po' come Bari-Lecce, un po' come Pisa-Livorno, un po' davvero come le stracittadine di Genova, di Roma, di Milano. Partita sentitissima. L'Ancona ha il miglior piazzamento in campionato, per cui con il pareggio dopo i tempi supplementari andrebbe in Serie B. L'Ascoli deve vincere. Non succede granché nei tempi regolamentari, 0-0, si va ai tempi supplementari, segna l'Ascoli con Eddie Baggio, anche qui fratello d'arte, fratello di Roberto Baggio, che tra l'altro è in prestito dall'Ancona. Quindi l'Ancona si troverebbe sbattuta fuori dalla Serie B a causa di un gol di un suo giocatore. All'ultimo minuto dei tempi supplementari, un anconetano doc, Mirko Ventura, l'ennesimo pallone buttato in avanti, respinto dalla difesa, Ventura chiude gli occhi, tira più forte che può, il pallone si infila all'angolino. C'è un boato dei tifosi della curva dello stadio Curi di Perugia, dei tifosi dell'Ancona, che credo sia tra i più rumorosi che si ricordino. I tifosi quasi non ci credono, qualcuno sviene, qualcuno non ci crede, credo che qualcuno sia ancora a gridare oggi dopo 26 anni. Finisce 1-1 e l'Ancona si ritrova nuovamente in Serie B. E poi passiamo ai 3 spareggi della C2. Nel girone A Reggio Emilia l'Alessandria batte 3-2 il Prato ed è promossa in C1. Ad Arezzo invece c'è una grande sorpresa, perché la Vispesaro batte 1-0 il Rimini, che era la grande favorita, e si ritrova in C1. Infine nel girone C c'è anche, nonostante l'Aquila fosse arrivata prima della Cireale, e infatti lo 0-0 dello stadio Partenio di Avellino promuove gli abruzzesi rispetto ai siciliani,
ma la Cireale, che veniva poi da tanti anni di C1 ed era retrocesso in C2, veniva dai 2 anni di Serie B, aveva il grande obiettivo di tornare in C1. L'Aquila però è una squadra ben organizzata, tra l'altro farà molto bene anche nella C1 2000-2001, starà anche in testa per un certo periodo, poi calerà alla distanza. L'Aquila dell'allenatore Aldo Ammazzalorso, italo-argentino, e del centravanti Di Nicola, che io ho visto giocare in Lodigiani L'Aquila proprio l'anno successivo qui a Roma, appunto in C1. Finisce 0-0 l'Aquila a Cireale e l'Aquila è promosso in C1. Queste sono le 5 finali dei playoff di Serie C, C1 e C2 99-2000. Vedremo come finirà oggi la finale dei playoff della Serie C unica e chi accompagnerà Vicenza, Arezzo e Benevento nella Serie B 2026-2027. Io torno la prossima settimana, parleremo forse dei mondiali, forse di qualcos'altro.